Salve a tutti signori e signori, benvenuti al Palahockey di Legnaro, dove quest'oggi si sfideranno le squadre Cittadella Hockey e in particolare i Pike contro i Marsoni del SIL di Treviso per la finale terzo-quarto posto del campionato WISP 2023-2024. Squadre che sono state, diciamo, abbastanza protagoniste della prima parte di campionato, hanno fatto 2 passi falsi in semifinale entrambe e si ritrovano quindi adesso a sfidarsi nella finale terzo-quarto posto qui a Legnaro. Saluto a metà campo è stato effettuato dalle 2 squadre, i capitani si dirigono verso le rispettive porte. Intanto ne approfittiamo per chiamare i giocatori per chi è da casa. Il roster del Treviso, partiamo dalla squadra in trasferta. Portiere con il numero 33 Elia Vendrame, col numero 30 Francesco Baso, col numero 71 Claudio Bianchin, col numero 53 Massimiliano Condotta, col numero 31 Marco Condotta, col numero 67 Andrea Crespan, col numero 1 Matteo Ross, col numero 78 Alberto Corbetta. Il presidente del Cittadella Hockey è veramente molesto e mi sta interrompendo mentre faccio il commento. Io sono senza parole, dove andremo a finire? Comunque roster per il Cittadella Hockey invece con il numero 49 Filippo Cassia portiere, col numero 29 Lorenzo Beltrame, col numero 44 Andrea Bertuzzo Todd, col numero 21 Davide Bonaldo, con il numero 85 Bonin, non sono sicuro ci sia, va bene, scusate, con il numero 4 Marco Favaro, col numero 42 Giulio Fior, col numero 7 Lorenzo Lucon, col numero 3 Emilio Pierobon, col numero 33 Pietro Ronconi, col numero 63 Giosuè Rosso, col numero 65 Giulia Simo, col numero 77 Mirko Zaramella. L'arbitro è pronto a metà campo per iniziare questo primo ingaggio della partita che vince il Treviso dietro porta, anche se subito fressato da Faro. Comunque c'è Corbetta dietro porta, tenta il passaggio verso Crespan, ma è pronto Beltrame e recupera il disco per il Cittadella Hockey Pike. Sulla fascia Beltrame tira, ma è pronto Vendrame. Un bellissimo tiro molto forte per Beltrame e Lorenzo. Ingaggio in attacco per il Cittadella. L'arbitro getta il disco, combattuto, ma Favaro perde il disco, se lo fa rubare da Corbetta, che può tentare il tiro, ma la difesa di Favaro dopo l'errore in ingaggio è molto buona e il disco è alto, è costretto a fischiare l'arbitro interrompendo il gioco. L'ingaggio sarà quindi stavolta in difesa per il Cittadella, in attacco per il Treviso. Entrambe le squadre cambiano le linee. Ingaggio, l'arbitro getta il disco, stavolta con convinzione lo vince il Treviso, con il numero 30 Baso dietro porta, che mantiene il controllo del disco in balaustra, tenta il passaggio in mezzo dall'altro lato per Condotta, lo lascia e recupera il Cittadella per un errore di passaggio del numero 53 Condotta. Riparte Bonaldo, tenta il passaggio dall'altro lato per Beltrame, che tenta il tiro forte, però è troppo alto e con facilità Vendrame può parare. Tiro ancora una volta di Beltrame fuori dallo specchio della porta, sul palo. È costretto allora il giocatore cittadellese a far tornare indietro il disco. Può ripartire dietro il capitano Cittadella Bonaldo, che mantiene il possesso del disco finché non trova il momento giusto per passarlo ai propri compagni. Scontro tra le 2 squadre, ne approfitta Bonaldo per entrare, tenta il tiro ma sbaglia, non è proprio bello il tiro.
recupera il Treviso per una difficoltà molto insolita del Cittadella. Il passaggio passa il numero 53 Condotta, ma sbaglia proprio del tutto e manca del tutto i compagni, e il Cittadella, sebbene con difficoltà, riesce a recuperare. Bonaldo sulla fascia, può tentare di accentrarsi, tirare e segna in tasca sul secondo palo della porta difesa da Vendrame. Un gol in solitaria, possiamo dire, perché sono stati molti gli errori in questa ultimi minuti di partita. Infatti il disco non si sapeva bene da chi lo stava realmente possedendo, però alla fine il Cittadella ne è uscito vincitore. Vince l'ingaggio, scarica probabilmente verso Zaramella, ma non trova il proprio compagno, trova invece Corbetta, può tentare il passaggio in mezzo, ma recupera Favaro. Passaggio in mezzo verso Simo, può tirare Favaro dopo che la compagna gli ha scaricato il disco finisce dietro porta, può risalire il Treviso con Bianchin, passaggio ma è sporcato, e il Cittadella tenta di recuperare dietro porta, ma è più veloce il Treviso, anche se l'abilità dei giocatori cittadellesi gli impedisce di recuperare il disco nuovamente. Un mezzo passaggio, mezzo tiro, però viene intercettato dalle stecche, non ho visto bene di chi, e ricomincia in contropiede il Treviso, può tirare ma c'è Cassia in porta, tenta la mano de Dios, come si può dire, però non è gol perché uno non è entrato, due comunque credo che l'arbitro se ne sarebbe accorto, però mai dire mai. Ingaggio in attacco per il Treviso, che entrambe le squadre cambiano le linee. L'ingaggio lo vince, non si sa bene chi l'ha vinto perché è ancora in balaustra, però alla fine ne esce vincitore il Treviso, che può tirare con il numero 31 Condotta, ma è pronto Cassia, sempre pronto questo giovane portiere cittadellese. Non ne sono sicuro, ma credo sia il più giovane giocatore del campionato. Vince l'ingaggio il Cittadella, Beltrame dall'altro lato per Bonaldo, autore del primo gol, non riesce a tirare in una posizione scomoda. Piero Bon può accentrarsi, provare il tiro, ma è pronto Tiengo, recupera e passa dall'altro lato verso Condotta, che non riesce bene a ricevere il disco. Può recuperare il Cittadella, parte Bonaldo, va sulla fascia, tenta il passaggio dall'altro lato, tiro del numero 33 del Cittadella, Ronconi, passaggio, recupera il Treviso, Tiengo, passaggio dietro a cercare il proprio compagno, passaggio lungo per Condotta, può tirare ma è pronto Filippo Cassia, recupera Beltrame ma perde subito il disco, dietro porta si combatte per il controllo del disco, alla fine il combattimento è durato poco e vede vincitore il Cittadella, che tenta un passaggio lungo ma viene subito un altro passaggio lungo, che però recupera subito il Treviso, che per un errore perde il possesso del disco, lo riacquisisce e decide di aspettare dietro porta a questo punto per magari poter impostare un'azione. Ricomincia con il numero 71 Bianchin, perde il disco, Ronconi tenta di controllarlo ma non riesce, e Corbetta dietro porta, gli viene intercettato il disco da Bonaldo, Beltrame lo prende dall'altro lato per Ronconi, può tirare ma c'è Ross che tocca il disco, recupera il Cittadella, Bonaldo, passaggio bellissimo ma non altrettanto la ricezione verso Beltrame, tenta il passaggio verso Bonaldo, il passaggio in mezzo, recupera Ross che scarica dietro per Grespan, tenta il passaggio lungo la balaustra verso Bianchin, può
provare ad accentrarsi, tirare, ma è sulla pancia di Cassia. Di nuovo Bianchin. La panca del Cittadella cambio. Bianchin tenta il numero sul palo, ma non entra. È pronto Cassia, sempre a coprire il primo palo. La prima regola di ogni portiere. Non sono portiere, quindi non lo so dire con certezza, ma è quello che mi aspetto. Ingaggio in attacco per il Treviso. Ingaggio molto duro, combattuto si può dire. Ho sentito le stecche scontrarsi fin da qui. Mi trovo vicino alla panca puniti del Cittadella, quindi dall'altro lato del campo, quindi non è proprio vicino. Posso dire che è stato molto combattuto. Alla fine il Cittadella comunque ha il possesso del disco per poco tempo, perché lo riottiene il Treviso. Può tentare il passaggio in mezzo, ma Beltrame lo colpisce, può recuperare il rebound, ma non entra il disco. Recupera il Cittadella, fallo prima però, credo ai danni cioè, fallo commesso credo dal Cittadella, in particolare da Simo, Giulia Simo, che uscirà per 2 minuti a 13 minuti e 28 secondi alla fine del primo tempo. Cittadella che conduce per 1-0, ma adesso si trova in situazione di inferiorità numerica. In campo Beltrame, Bonaldo e Ronconi per il Cittadella, che difenderanno il PK. L'ingaggio è durato poco perché è subito intervenuto Filippo Cassia, che blocca il disco e fa ripetere l'ingaggio. 3 secondi persi. Di nuovo ingaggio, lo vince Beltrame, può scaricare lungo e molto forte verso la porta. C'è Bonaldo che prova ad arrivare, ci arriva, passa verso Beltrame. Dall'altro lato verso Ronconi. Il possesso in power play è un qualcosa di molto insolito, però infatti è durato poco per il Cittadella. Può ricominciare l'Asiago. Bianchin dall'altro lato può tirare, c'è condotta, ma anche la gamba di Ronconi. Condotta perde il disco, può recuperare il Cittadella con Beltrame che tira, ma è fuori dalla porta. Passaggio di Corbetta e recupera il Cittadella. Bianchin per Corbetta. Di nuovo Bianchin. Dall'altro lato verso Condotta. Di nuovo Bianchin. Corbetta. Tira, ma è pronto Cassia. Disco alto. Finisce nelle mani di Condotta. Di nuovo Bianchin. Corbetta può tentare il passaggio dall'altro lato, ma c'è il corpo di Beltrame che tocca il disco, recupera il Cittadella, prova a spazzare via, ma recupera subito il Treviso. Passaggio che non riesce a trovare la porta e scarica dietro verso Bianchin, che può provare ad accentrarsi e tirare, ma è pronto Cassia col suo guanto che prontamente impedisce al disco di entrare nella porta. Cambio delle linee per il Cittadella. Piero Bon all'ingaggio, che vince l'ingaggio e può provare a spazzare via il disco, ma non ce la fa perché troppo i giocatori trevigiani. Fatto tiro molto pericoloso, ma è pronto Cassia. Bianchin dall'altro lato verso Corbetta, tenta il tiro, è finito i 2 minuti di inferiorità numerica per il Cittadella, che adesso sarà di nuovo in 4 contro 4. Forse il cambio di prima era anche per fare in modo che le linee tornassero dopo il cambio, dopo l'entrata in campo di Giulia Simo. Passaggio in mezzo, probabilmente proprio alla ricerca di Simo, e di nuovo fallo, sempre di nuovo per Giulia Simo, credo, che non ha fatto neanche un minuto da quando è rientrata per il primo fallo, che ne commette un altro. Però Treviso chiama il time out
un minuto di interruzione di gioco. Possiamo quindi fare un ricapitolare come sta andando la partita. Il Cittadella conduce, i Pike conducono per 1-0. Siamo a 11 minuti e 5 secondi alla fine del primo tempo e Cittadella conduce, come ho detto prima, però questi ha appena scontato 2 minuti di penalty e è pronta per scontarne altri 2, sempre dello stesso giocatore. Giuro che non è sempre così fallosa, io che sono di Cittadella posso confermare, è un caso. È finito il minuto di pausa per le due squadre. Rientra in campo la stessa linea di penalty killing per il Cittadella. Non so ancora se entra la stessa per il Treviso, perché non sono ancora entrati, ma sembra di sì, a giudicare dai 3 che sono attualmente in campo. No, non è la stessa, credo, forse sì. Forse sì. Non ricordo, scusate. Ingaggio in attacco per il Treviso, come consuetudine quando una squadra fa un fallo, poi l'ingaggio successivo lo fa in difesa. Bianchin si avvicina alla porta, passa dall'altro lato, di nuovo 1-2 per Bianchin. Può tirare il numero 31 Condotta, ma è pronto Filippo Cassia. Ingaggio in attacco ancora una volta per il Treviso. L'ingaggio lo vince il Cittadella, ma non riesce a controllare il disco. Tiro, ma è pronto Cassia. Recupera Bonaldo, che proverà a spazzare, no, si gira per controllare il disco, passa dall'altro lato verso Beltrame, che non riesce però a controllare il disco perché pressato da Bianchin. Recupera il Treviso. Bianchin si gira per impedire al Cittadella di riottenere il possesso. Bianchin dall'altro lato, tiro ma è altissimo sopra la porta di Cassia. Dall'altro lato di nuovo Corbetta passa per Bianchin, ma il passaggio non è proprio pulitissimo. Passaggio in mezzo verso Tiengo, ma non riesce a insaccare il disco. Recupera il Cittadella con Bonaldo dietro porta, pressato da Tiengo, scarica il disco per Beltrame, che ha 2 giocatori che lo pressano e perciò si fa superare. Può tirare Condotta, ma non trova il palo ed esce. Di nuovo il disco ce l'ha al Treviso. Bianchin verso Condotta, può provare il tiro, ma c'è Beltrame che si mette in mezzo col gambale. Adesso sembra dolorante. Recupera di nuovo il Treviso, può partire Tiengo, tenta il tiro da lontano ma non trova la porta. Può recuperare Bonaldo che parte insieme al compagno, può tirare, manca la porta però, veramente un'azione pericolosa. Scarica dietro verso Beltrame e entra anche Simo che esce subito per fare entrare Favaro. Recupera il Cittadella che adesso sarà di nuovo in 4 contro 4. Beltrame tenta il tiro lontanissimo, peccato perché la porta c'era, però manca di poco la porta. La mira c'era, scusate. Riesce a fermare, nonostante fosse caduto, Vendrame. E ricomincia il gioco. In attacco per il Cittadella, Piero Bon all'ingaggio e Ross. L'arbitro getta il disco, lo vince il Cittadella con Fior. Passaggio dall'altro lato verso Lucon. Non trova nessuno, per cui si sposta dall'altro lato.
prova a cercare il tiro, non va a finire al meglio. Comunque rimbalzo di Emilio Pierobon, recupera il Treviso che tenta un'azione in contropiede ma è difesa. Adesso c'è Ross in balaustra dietro alla porta, pressato da due giocatori cittadellesi ma anche il supporto di un compagno. Può provare Lucon il passaggio verso Pierobon, che però non ottiene il disco. Recupera quindi il Treviso con Ross dall'altro lato verso Condotta, non controlla bene, passa dietro, passaggio lungo verso Ross, cerca di superare Favaro ma è lui che lo supera, può tentare il tiro ma manca la porta, non ottiene il disco bene per il rimbalzo, tenta il passaggio verso Pierobon, tiro di Fior, un casino questa azione. Vaso, scusate, recupera il disco, passaggio dall'altro lato, tenta il passaggio in mezzo, c'è però Condotta che prova il tiro. Non era l'idea iniziale del Treviso ma è sempre conclusa con un tiro di Condotta, molto bello anche, però c'è sempre Cassia pronto in porta. Mancano 7 minuti e 20 secondi alla fine del primo tempo e il gioco è sempre stabile sull'1-0 per il Cittadella, che vince l'ingaggio. Bertuzzo non riesce bene a controllare il disco e quindi viene perso dopo poco tempo dal Cittadella. Lo recupera il Treviso con Corbetta che prova il passaggio verso Bianchin, di nuovo Corbetta per far muovere un sacco Bonaldo che sta facendo da una parte all'altra del campo. Tenta il tiro Condotta ma manca completamente la porta. Recupera il Cittadella dopo un contrasto con Bianchin. Beltrame riesce ad accentrarsi ma è pressato molto da Tiengo, che recupera il disco e passa dietro verso Corbetta, il suo compagno, che può provare a salire ma anche lui è pressato molto stretto da Beltrame e Bonaldo commette fallo per il Cittadella, terzo fallo in 20 minuti per il Cittadella, direi in realtà 20 minuti non proprio perché sono 14 più che 20, però dicevo 20 minuti per dire il primo tempo. Esce il numero 78 del Cittadella. No, esce il 78 del Treviso, Corbetta. Non ho visto il fallo bene, allora mi scusi. In power play il Cittadella che ha l'occasione di aumentare la distanza contro i propri avversari. Tiro del numero 33 Ronconi. Recupera Bonaldo. Ronconi di nuovo per Bonaldo. Può provare ad accentrarsi, fa finta di tirare ma mantiene il disco. Se tiene il disco passa verso Ronconi, tiro ma è pronto Vendrame. C'è Favaro che perde il possesso del disco, recupera il Treviso che spazza via al più lontano possibile. Recupera velocemente Ronconi, passaggio dall'altro lato per Bonaldo. Può provare ad accentrarsi dall'altro lato per Beltrame, tira, recupera Bonaldo, cerca il passaggio in mezzo, non lo trova, è costretto a tornare indietro con il disco. Passaggio, tiro, Bonaldo recupera il disco, non tira, nonostante Vendrame non sia pronto, passa per Beltrame che ha comprato una nuova stecca per l'occasione, mi ha detto, ma nonostante tutto non riesce a far entrare il disco in porta, infatti è più alto della traversa e ingaggio avverrà a metà campo perché il disco è uscito dal campo. L'arbitro è pronto per gettare il disco. Vince il Cittadella, Ronconi. Può avvicinarsi alla porta avversaria dall'altro lato per Bonaldo. Favaro non era al suo posto, adesso è ritornato dove gli spettava. Di nuovo Ronconi.
Può provare il tiro. Ancora una volta è alto, fuori dallo specchio della porta. E l'ingaggio sarà ancora una volta a metà campo, perché ancora una volta il disco è uscito. 29 secondi alla fine del power play per il Cittadella, che sta un po' sprecando le occasioni che ha. Recupera velocemente il disco dopo aver perso l'ingaggio. Ronconi verso Beltrame, è sporcato però dalla stecca di Bianchin. Passaggio dall'altro lato per Bonaldo, però c'è pronto Baso e lotta Bonaldo per il possesso del disco. Beltrame per Ronconi, che può tentare il tiro ma è fuori dalla porta. Bonaldo tenta ancora il tiro, è di poco ma sempre fuori dalla porta. Spazza via Favaro e Bonaldo combatte per il possesso del disco. Tenta il passaggio verso Favaro, che però non capisce le intenzioni del compagno, lo tocca con il pattino. Recupera il Treviso, che nel mentre è ritornato con il quarto giocatore. Ricomincia l'azione dietro perché capisce che non avrà la possibilità di giocare un'azione lì così. Caduta di due giocatori. Non so bene a chi verrà dato il fallo, però sicuramente uno dei due verrà punito. È Favaro per il Cittadella, che esce per questo terzo fallo del Cittadella, stavolta per davvero, non come prima che ho detto che era fallo del Cittadella ma era fallo del Treviso. Questa volta è per davvero il terzo fallo del Cittadella. Fatto sta che fra una squadra e l'altra ci sono stati 8 minuti con un giocatore in meno, che sono molti. Io che mi trovo vicino alla panca puniti del Cittadella sento le proteste dei giocatori, però l'arbitro ha reputato che si trattasse di fallo. 3 minuti e 45 secondi alla fine del primo tempo, quindi sempre che il Treviso non faccia un gol durante questo power play, Favaro potrà rientrare in campo a 1 minuto e 45 secondi. Ingaggio in attacco per il Treviso, che vince con convinzione l'ingaggio e può ricominciare dietro. Col numero 30 dall'altro lato per Condotta. Passaggio dall'altro lato per Corbetta. E ritorna dietro il disco con il numero 30 Baso. Passaggio verso Corbetta, di nuovo Baso. Corbetta tenta il tiro di slap ma è fuori dalla porta di Cassia. Può tentare di ripartire il Cittadella ma perde il disco. Condotta lo recupera e passa dietro per Baso. Si accentra, tenta il tiro ma è pronto Cassia, che non riesce però a fermare il disco. Recupera con difficoltà il Cittadella con Bonaldo, che può provare ad accentrarsi. Dall'altro lato per il Beltrame, che però non riesce a insaccare il disco nonostante la bellissima azione per il Cittadella. Baso dietro passa per il proprio compagno Condotta. Passaggio dall'altro lato per Corbetta, che può prendere il tiro ma è pronto Cassia e ferma il disco con la pinza. Ingaggio ancora una volta per la terza volta di fila in attacco per il Treviso. Tenta subito il tiro Bianchin ma è fuori dalla porta. Recupera comunque velocemente il Treviso. Di nuovo Bianchin dall'altro lato. No, scusate, non era Bianchin, era Corbetta. Non sono un esperto dei giocatori di Treviso, scusatemi. Recupera il Cittadella con Beltrame, che vince il contrasto contro Condotta. Mantiene il possesso del disco nonostante il forte pressing dell'avversario e spedisce il disco altissimo che tocca al soffitto e di conseguenza fischia l'arbitro. In attacco per il Cittadella, manca 13 secondi alla fine
della penalità di Favaro. E 1 minuto e 58 secondi alla fine del primo tempo. Ingaggio in attacco per il Cittadella, molto combattuto, sono rimasti lì qualche secondo faccia a faccia i due giocatori. Alla fine comunque esce vittorioso il Cittadella, che però perde il disco. Rientra Favaro, Bonaldo non riesce a tenere Tiengo, che tenta il passaggio dall'altro lato. È pronto Favaro per riprendere il disco. Bonaldo dall'altro lato, si supera un giocatore, può tentare il passaggio ma c'è la stecca. Ricomincia il Treviso. Bianchin prova ad accentrarsi e a tirare. Tiro dal lato, recupera il Cittadella con Beltrame, tenta il passaggio lungo verso Favaro, ma è pronto Condotta. Passaggio di Favaro lungo verso Lucon, pericoloso perché comunque c'era Ross poco distante. Passaggio in attacco verso Favaro che riesce a superare Condotta, però mette la stecca e recupera il disco, recupera il Treviso, riparte il Treviso. Di nuovo Condotta, tenta il passaggio dall'altro lato verso Tiengo, che però è girato, non riesce bene a vedere il disco e può ricominciare l'azione in Cittadella. Beltrame può provare il tiro, manca di poco la porta. Lucon verso Beltrame, prova a scartarne due ma non ce la fa, recupera il Treviso che scarica dietro verso Bianchin, si mette in mezzo Beltrame, può ricominciare l'azione. Beltrame tira sotto la traversa, il disco tocca la traversa però non esce, infatti era la parte più bassa della traversa. E Lorenzo Beltrame per il Cittadella col numero 29 insacca il disco nella porta di Vendrame. Intanto giocatore a terra per il Treviso, si sia fatto troppo male, entra anche il medico in campo, non riesco a vedere chi è, credo sia Bianchin a giudicare dal numero. Sì, confermo. Non ho visto bene che cosa sia successo, speriamo che non si sia fatto troppo male. Ma dopo tutto questo sport è uno sport di contatto, non possiamo rimanerci troppo, non possiamo pensare sia un qualcosa di molto inaspettato. È sicuramente un peccato, però ci si è abituati, bisogna essere abituati quando si gioca a questo bellissimo sport. Ingaggio a metà campo dopo il gol di Beltrame, ricomincia Ronconi, ma manca veramente poco, 15 secondi alla fine, non riesce a trovare il passaggio in mezzo, recupera il Treviso che tenta un tiro disperato, lontanissimo, non va a buon fine. Piero Bon tenta tiro passaggio, probabilmente un passaggio, ma forse anche un tiro, non lo so quali erano le intenzioni verso Simo, che però non riesce bene a controllarlo e finisce così il primo tempo. Adesso 10 minuti di pausa e ritorneremo qui in diretta alla fine di questi 10 minuti per il secondo tempo, quindi ci rivediamo.
sta per ricominciare la partita, il secondo tempo. Le squadre sono dispostate in campo. L'arbitro fa cenno ai portieri per vedere se sono pronti e poi si prepara per gettare il disco. Lo getta, lo vince l'ingaggio il Cittadella. Beltrame dietro porta. Sa come intende giocare adesso il Cittadella, che essendo comunque 2 gol di superiorità ha meno bisogno di spingere rispetto a prima. Può ripartire Bonaldo sulla fascia, tenta il passaggio dall'altro lato per in mezzo per Piero Bon, che però non lo controlla bene di rovescio. Mantiene comunque il possesso del disco finché non lo perde, ma Bonaldo è pronto per riottenerlo. Tenta tiro di rovescio. In un primo momento non sembra essere entrato, ma dopo poco tutti si accorgono che invece il disco era oltre la linea di porta e quindi segna dopo poco più di 30 secondi, 35 secondi all'inizio del primo tempo. Davide Bonaldo per il Cittadella porta il risultato sul 3-0. L'ingaggio lo vince il Cittadella, ma non riesce ad entrare in porta. Tiengo può provare il tiro, ma manca la porta. Recupera il Cittadella con Zaramella. Prova a superare Condotta, ma il passaggio finisce nelle mani del Treviso. Prova il passaggio in mezzo Condotta verso Tiengo, ma recupera Beltrame, che può provare a salire dopo aver superato 3 giocatori del Treviso. Beltrame può tirare dopo essersi accentrato e ancora una volta gol dopo ancora una volta 35 secondi di nuovo dal precedente. Che coincidenza per Lorenzo Beltrame, secondo gol in questa partita. Porta il risultato sul 4-0 per i Pike di Cittadella. Quest'oggi scontro tra pesci, possiamo dirlo, i Marsoni del Sil contro i Pike Cittadella per questa finale terzo-quarto posto. Vince l'ingaggio il Treviso, prova il passaggio, tiene in mezzo, ma recupera lui, può provare sulla fascia, tenta il tiro ma manca la porta, recupera Favaro, scarica dietro verso Ronconi e ricomincia l'azione. Lucon prova sulla fascia, può tirare, ma c'è Tiengo che si mette in mezzo, recupera Favaro, Fior in balaustra, passa dietro verso Ronconi, dall'altro lato per Lucon. Lucon di nuovo per Ronconi, che prova ad accentrarsi, riesce a superarne 2 ma non riesce a tirare. Si gira e scarica dietro verso Lucon, che aspetta di nuovo il passaggio per Ronconi, ma non lo vede bene il compagno e intercetta il Treviso, che però non riesce a controllare bene il disco e lo fa uscire fuori dalla rete. Essendo ancora una volta il disco uscito dal campo, l'ingaggio sarà di nuovo a metà campo. L'arbitro getta il disco, lo vince il Cittadella, Ronconi. Passaggio lungo, non lungo, per niente lungo, verso Lucon, che però non controlla bene il disco. Ross lo intercetta prima e nel tentativo di controllarlo per ricominciare un'azione offensiva lo perde. Può ricominciare sulla fascia Lucon, che però perde il controllo del disco. Ricomincia il Treviso, passaggio, tiro lungo del numero 78 Corbetta. Ricomincia il Cittadella con Fior che prova a superare Condotta, non ce la fa, recupera Condotta che può partire col disco, prova il tiro ma è di poco fuori della porta di Cassia. Fior ottiene il disco, può provare a tirare ma manca anche lui la porta, recupera Condotta, tenta il passaggio ma c'è Ronconi che si mette in mezzo, comunque riesce a recuperare il disco il Treviso. Passaggio lungo verso Grespan, finisce dietro la porta del Cittadella, che con Lucon può provare a ricominciare. Favaro prova il tiro ma
pronto Condotta che si mette in mezzo, lo tocca col corpo. Ronconi pericolosamente avvicinato da dietro. Fior manca il disco, non riesce a tirare di slap. Almeno fare. Fior controlla il disco, gli viene sotto da Condotta dall'altro lato. Passaggio in mezzo, ma è subito pronto Filippo Cassia a fermare il disco con la pinza. Ingaggio in attacco per il Treviso. 15 minuti e 59 secondi alla fine del secondo tempo. E sempre che il Treviso non riesca a recuperare i 4 gol di differenza, probabilmente anche della partita, ma mai dire mai, questo sport è bellissimo perché è imprevedibile. Vince l'ingaggio il Cittadella con Bonaldo che prova a superare il numero 78 Corbetta. Non ce la fa, Corbetta prova a controllare, non ce la fa, passaggio indietro verso Condotta che prova il tiro, ma non ce la fa, recupera dietro la porta e ricomincia col passaggio dietro. Può ricominciare l'azione con Tiengo che prova il tiro, ma è chiuso da 2 giocatori del Cittadella. Ricomincia Bonaldo sulla fascia, può provare a tirare, ma prende il gambale di Vendrame e recupera il disco e decide di ritornare indietro al sicuro dagli avversari per ricominciare l'azione. Si accentra, ne supera 2, può provare a tirare, ma è sulla pancia di Vendrame che blocca con facilità e quindi si interrompe il gioco. L'ingaggio sarà di nuovo in attacco per il Cittadella. Di nuovo perché il precedente ingaggio era in attacco per il Treviso, però facciamo finta di niente e vince l'ingaggio. In realtà l'ha vinto il Cittadella, ha perso subito il disco, ma il passaggio era impreciso, lo recupera il Cittadella. Alla fine Beltrame può tirare da lontanissimo, ma veramente forte il tiro, ma Vendrame era pronto e ferma il disco. E questa volta possiamo dirlo per davvero, ancora una volta ingaggio in attacco per il Cittadella, anche se dall'altro lato del campo. Simo ingaggista per il Cittadella, perde però l'ingaggio, recupera il disco Condotta dietro la porta che aspetta i propri compagni nonostante il pressing di Favaro. Ross tocca il disco Favaro, ma Vendrame interviene sul disco del giocatore cittadellese che pressa molto i giocatori trevigiani. Tiro di Ronconi, ma è pronto Vendrame. Favaro di nuovo tenta il tiro subito dopo essere uscito da dietro la porta, ma è pronto Vendrame. Passaggio lungo in balaustra verso, non vedo il numero e non riesco a capire chi sia, però ci arriva allo stesso tempo anche Lucon, credo, se vedo bene, e quindi combattimento in balaustra per il possesso del disco. Sì, era Lucon. Molto combattuto, sono 2 giocatori per entrambe le squadre. Alla fine fa un passaggio lunghissimo il Cittadella, tenta di recuperarlo Simo, ma non ce la fa, cade in balaustra e ottiene il controllo del disco Condotta, perché pressato da Simo, scarica dall'altro lato. Il pressing però continua perché c'è Favaro che può provare il tiro, ma è pronto Vendrame. Di nuovo Favaro in mezzo, non trova nessuno della propria squadra, qualcuno lo trova, invece trova Ross che può provare il tiro, ma è pronto Cassia. Tiro un po' debole, facile per il portiere cittadellese da recuperare. Ronconi sulla fascia, può provare a superarne uno, ne supera 2, tenta il tiro di rovescio, prende il palo e blocca Vendrame. Azione in solitaria di Ronconi, come la sua prima azione da gol, anche se questa volta ha fatto proprio da tutto il campo, da fondo campo all'altro. Non è riuscito però a insaccare il disco
alle spalle di Vendrame. L'arbitro getta il disco in attacco per il Cittadella, che vince con Beltrame che scende dietro, prova il tiro lontanissimo e al rimbalzo c'è Piero Bon che insacca il disco sotto i gambali di Vendrame che era caduto. Un giocatore di molta esperienza per il Cittadella che ha segnato il 5-0 a 12 minuti e 42 secondi alla fine del secondo tempo. Ingaggio a metà campo, lo vince il Cittadella, Piero Bon però non riesce a controllare il disco, recupera di nuovo Zaramella, dispassaggio è altissimo, probabilmente mirava a un UFO, non lo so, che recupera il Cittadella, può controllare il disco dietro porta Bonaldo, si gira, tenta il tiro subito ma ferma Vendrame e dopo averlo fermato l'arbitro chiama l'interruzione del gioco. Ingaggio di nuovo in attacco per il Cittadella che vince ancora una volta l'ingaggio. Beltrame può tirare subito in mezzo a tutti, ma Vendrame aveva proprio lo spiraglio giusto per vedere il disco, l'ho visto in tempo ed è riuscito a pararlo. Beltrame scarica, vince l'ingaggio il Cittadella e Beltrame scarica dietro. Intanto Cassia è caduto, non so, si guarda i pattini, probabilmente sta facendo finta di avere qualcosa per giustificare questa sua caduta, che invece è dovuta solo alla sua incompetenza. E infatti perde il disco. No, stavo scherzando sull'incompetenza di Cassia che magari si arrabbia. Non è mia intenzione. Bellissimo gol del Treviso, non ho visto chi ha segnato purtroppo e mi rammarico di tutto ciò. Cassia si lamenta, probabilmente l'incompetenza era veramente sbagliata, qualcosa che non va sul pattino. Probabilmente il Cittadella chiamerà il time out per sistemare questo problema. (5-1) quindi sempre per il Cittadella, ha appena segnato il Treviso, il Marsoni. Dalla regia mi dicono che ha segnato il numero 31 Condotta, assistito dal numero 32 Tiengo per il Treviso, per i Marsoni, che probabilmente si arrabbieranno perché continuo a chiamarli Treviso nonostante il nome sia Marsoni del Sil, però vengono da Treviso, probabilmente non mi vorranno troppo male. Gaggio a centrocampo, dopo ogni gol si ricomincia come sempre a centrocampo. L'arbitro guarda i portieri, soprattutto Cassia, dopo questo suo ultimo problema con i pattini. Vince il Cittadella ma sbaglia del tutto il passaggio. Ross intercetta con molta convinzione, può ricominciare, tiro di Ross, però stavolta è proprio addosso a Cassia che senza alcuna difficoltà blocca. Ricomincerà il gioco in attacco per il Treviso. Ross e Piero Bon gli ingaggisti per le due squadre. Vince il Cittadella che scarica dietro verso Ronconi, è pressato però in balaustra. Un intervento forte ma non falloso per il Treviso e Marsoni, ma il passaggio è impreciso. C'è Lucon che tenta il passaggio verso Ronconi ma trova la stecca di Ross che recupera il disco, cade e lotta per mantenere il possesso del disco, scarica dietro verso il suo compagno, il numero 30 Baso. Passaggio verso Ross, può tirare ma è pronto Cassia che ferma prontamente il disco.
Cambio delle linee per entrambe le squadre. Intanto, ricapitolando, mancano 11 minuti e 3 secondi alla fine del secondo tempo e se la situazione rimane stabile, probabilmente anche della partita, Cittadella conduce per 5-1. Si parlano l'arbitro e Filippo Cassia, probabilmente per un problema del portiere. Vince l'ingaggio il Cittadella, ma recupera velocemente il Treviso, che può tentare il tiro con Baso, ma manca la porta. Ricomincia il Cittadella con Coni, ma è pressato da 3, scarica il disco verso per Bonaldo con un drop. Bonaldo in mezzo per Beltrame, non riesce bene a controllare il disco, passaggio che era per Bonaldo, viene toccato dai pattini dei difensori e stava quasi per arrivare nella stecca di Fior, però è pronto, sono pronti i Sony per recuperare il disco. Passaggio lungo, tiro molto forte di Condotta, ma è impreciso. Recupera il Cittadella con Ronconi, che può provare a partire sulla fascia. Passaggio di rovescio, ma non trova nessun compagno, trova invece la stecca di Baso. Passaggio dietro, toccato anche da Vendrame. L'arbitro alza il disco. Fallo del Cittadella, credo di Ronconi, che uscirà per 2 minuti. Sì, confermo quanto detto prima, il fallo è di Ronconi. 2 minuti di penalità, 9 minuti e 54 secondi alla fine del secondo tempo. Come questo è contando entrambi le squadre, il quinto fallo della partita. Vince l'ingaggio il Cittadella, che nonostante l'inferiorità continua ad attaccare. Bonaldo prova tiro, ma è pronto Vendrame e può ricominciare il Treviso. Tiro da lontano di slap molto potente di Corbetta, recupera Bonaldo. Beltrame dall'altro lato per Bonaldo, che è 1 contro 1. Può provare il tiro, ma è pronto Vendrame. Ricomincia Bonaldo, che si gira, ma perde il disco e può ricominciare l'azione per il Treviso. Corbetta cambia lato, scarica dall'altro lato per Condotta. Tiengo non controlla bene il disco, tenta il passaggio in mezzo, ma c'è Bonaldo che scarica il disco alto. Beltrame ci arriva prima dell'avversario Condotta. Passaggio dall'altro lato per Favaro, ma è pronto Vendrame con una parata veramente bella. Beltrame seguito da Baso, tenta il tiro dall'angolo opposto ed effettivamente arriva in porta, ma è facile per Vendrame. Tiro veramente da lontano. Tiengo tenta il tiro Corbetta, di nuovo Tiengo, tiro al volo, ma è pronto Cassia. Passaggio lungo verso Condotta, ma manca il disco e arriva dietro, lo riottiene velocemente però, di nuovo Condotta. Tiro di Corbetta, ma per il rebound è pronto Favaro che toglie il possesso del disco. 10 secondi, meno di 10 secondi alla fine della penalità per Ronconi, che rientra in campo, ma appena fatto ne fa un altro Beltrame, che ritocca il disco. E sesto fallo della partita e quarto fallo per il Cittadella. Lorenzo Beltrame, autore di 2 gol per il Cittadella, esce per 2 minuti. Il Treviso, 1 minuto di interruzione dai giochi, ne approfittiamo per ricordare il risultato di 5-1 per i Cittadella Pike sui Marsoni di Treviso.
Mancano 7 minuti e 47 secondi alla fine del secondo tempo. È appena uscito Lorenzo Beltrame per fallo. Lo sento lamentarsi, Van Caponiti. Ma l'arbitro ha deciso che è fallo, quindi Beltrame non lamentarti. I giocatori del Cittadella mi hanno lanciato una borraccia. Io non ho veramente più parole per questi giocatori. Finisce il out. Può ricominciare il gioco. Potrebbe ricominciare il gioco, ma Cassia ha approfittato di questo time out per sistemare il suo pattino che aveva avuto problemi prima. Una delle cause del gol, non l'unica perché era veramente una bella azione, però sicuramente ha influito anche quella. È pronto, è quasi pronto il portiere cittadellese, che si sta sistemando il gambale, si rialza, quindi si dovrà soltanto rimettere casco e guanti e impugnare la stecca e poi il gioco potrà ricominciare. L'arbitro intanto fischia per fare in modo che le squadre si preparino all'ingaggio. Cittadella in un giocatore in meno per la quinta volta in questa partita. L'arbitro si prepara per gettare il disco, si abbassa, getta il disco e lo vince l'ingaggio il Cittadella, che con Bonaldo mantiene il controllo del disco girandosi. Può provare a ripartire ma perde. Rosso può tirare ma è pronto Cassia, che in due tempi prima si mette in mezzo e poi lo blocca quando arriva a terra. Con il disco si blocca anche il gioco. Ricomincia l'ingaggio in attacco per i Marsoni, che vincono con convinzione l'ingaggio. Possono ripartire con Condotta dall'altro lato per Corbetta, che tenta il tiro sulla stecca di Cassia, che alza la mano per interrompere il gioco. Si sistema il casco dopo la botta in testa. Il gioco può riprendere, l'arbitro fischia per preparare le squadre a gettare il getto del disco. Vince l'ingaggio il Treviso, che controlla, aspetta il momento per attaccare. Viene toccato il disco da Ronconi, ma è poco male per il Treviso, che può comunque tirare da lontano. Ancora una volta Cassia è pronto sul tiro del numero 32 Condotta. No, non è 32. Scusate, non è Condotta, è Tiengo. Non ho ancora imparato bene i nomi. Ormai la partita è quasi finita. Sarà per la prossima volta. Vince l'ingaggio il Cittadella. Lucon tenta il passaggio lungo, ma non va compagno. E recupera Ross. E può riprendere il gioco in mano il Treviso. Tiro da lontanissimo di Corbetta. Bonaldo riesce a superare due giocatori, ma si scontra con Ronconi e non può ricominciare. Almeno sì, ricomincia, però più lentamente di quanto avrebbe voluto. Bonaldo superarne un altro, ma non riesce a tirare perché subisce un fallo da parte del numero 78 Corbetta, che uscirà per 2 minuti. Adesso ci saranno 30 secondi di 3 contro 3 e poi 2 minuti meno 36 secondi, che attualmente non ho. Sono 24 secondi se non sbaglio, 1 minuto e 24 secondi
di power play per il Cittadella. Quando entrambe le penalità saranno state scontate, sempre che una delle due squadre non segni prima, ci sarà 5 minuti circa alla fine del secondo tempo. Per chi non ha voglia di fare i calcoli, vuol dire che adesso mancano 6 minuti e 30 secondi circa. Vince l'ingaggio il Treviso, che però scarica verso e manca il controllare Ronconi. Può tassare dall'altro lato per Favaro, entra il tiro ma è pronta la difesa con Baso che si mette in mezzo, blocca Vendrame e il gioco si ferma. Ancora 11 sono i secondi da scontare per Beltrame, mentre 1 minuto e 35 secondi per Corbetta. Vince l'ingaggio il Treviso, che può provare il tiro, ma è pronto Cassia che con la stecca impedisce al disco di entrare. Si gira Basa. Beltrame può tentare il passaggio verso Favaro, che ha soltanto da toccare il disco per farlo entrare nella porta di Vendrame. Una penalità durata poco, perché appena ha avuto la possibilità di giocare in 4 contro 3, il Cittadella ha approfittato, segnando il sesto gol di Favaro, assistito da Beltrame. 5 minuti e 39 alla fine del secondo tempo. La panca del Treviso sta avendo un po' di difficoltà con i numeri, però avendo segnato il Cittadella, la penalità di Corbetta è finita e quindi è un 4 contro 4 per le due squadre. Ingaggio a centrocampo, lo vince il Treviso. Corbetta dietro la porta, pressato da Favaro. Lungo, non riesce a controllare bene Tiengo. Passaggio dall'altro lato, verso Ross, che scarica dietro. C'è però Favaro che tocca il disco, lo recupera, può provare a tirare, ma è pronto Vendrame che blocca velocemente. Ingaggio in attacco per il Cittadella. L'arbitro getta il disco, può tirare subito Bertuzzo, sì, Bertuzzo. Todd per gli amici. Blocca Vendrame, ricomincia l'ingaggio. Stavolta lo vince il Treviso. Corbetta dietro porta, tenta il passaggio di rovescio, ma c'è Bertuzzo sempre pronto. Si gira, cerca il passaggio verso Beltrame, ma non è abbastanza forte. Recupera il Treviso con Tiengo dall'altro lato per Corbetta, anche se è rischiato da Favaro, che poteva controllare il disco. Ronconi, passaggio verso Favaro, che può provare a tirare, ma il disco stava per rotolare, ma è stato pronto Vendrame a girarsi e a bloccare il disco, e con il disco blocca anche il gioco. 4 minuti e 37 secondi alla fine del secondo tempo. Il Cittadella chiama un time out, quindi un altro minuto di pausa per le due squadre. Il Cittadella conduce per 6-1. Vorrei poter elencare tutti i marcatori, ma non me li ricordo. Non sono abbastanza preparato.
Finito il time out, le squadre si preparano per, per far ricominciare il gioco. L'arbitro si avvicina all'ingaggio, alla zona di ingaggio, prende il disco in mano, fischia, getta il disco, vince l'ingaggio il Cittadella perché nessuno del Treviso va a prendere il disco dopo aver vinto l'ingaggio. Cittadella può quindi approfittarne. Passaggio verso Favaro, però è pressato da Corbetta che si gira, quindi ripartire in attacco, ma il Favaro, dopo aver perso il disco, non lo lascia andare. Passaggio verso Bertuzzo, può provare a girarsi, cerca il passaggio in mezzo, ma non c'è nessuno, ci sono solo le stecche dei difensori del Treviso. Può ripartire con Condotta, cade e recupera Beltrame, toccato da Condotta il disco, che recupera, può provare il tiro ma non arriva nella porta di Cassia. Ingaggio in attacco per il Treviso, che ha fatto un'azione veramente pericolosa quest'ultima. Ingaggio, l'arbitro è pronto per gettare il disco, lo getta, lo vince il Treviso, però è pressato, non riesce però a controllare bene il disco, il tiro è affrettato, vince, recupera, in balaustra il Treviso, scarica e può tirare Corbetta, Condotta, che il disco tocca, non ho visto bene chi, però tocca qualcuno e rimbalza strano e quindi non si aspetta questo ed entra senza difficoltà. 6-2 per questa partita, mancano 3 minuti e 23 secondi alla fine del secondo tempo. L'ingaggio lo vince il Cittadella, Bonaldo può provare ad accentrarsi ma perde il disco, recupera Lucon che cerca di scaricare dietro, Bonaldo ottiene il disco, prova a girarsi e tenta di accentrarsi ma c'è Tiengo, si accentra lui che tira dietro la porta, recupera il Cittadella con Bonaldo, ma non ce la fa e per ripartire il Treviso, tiro sotto le di Filippo Cassia, ma lui le chiude prima che il disco possa entrare. Passaggio lungo verso Bonaldo che recupera il disco con difficoltà, può tornare indietro, passare per Lucon. Lucon tenta il passaggio, pattini del numero 32 Tiengo che blocca il balaustra e si ferma il gioco. 2 minuti e 10 secondi alla fine del secondo tempo. L'ingaggio avverrà in attacco per il Cittadella. Viene gettato il disco, lo vince il Treviso che può rifugiarsi dietro la sua porta per ricominciare l'azione offensiva. Riparte, tenta il passaggio in mezzo verso Grespan, Corbetta non lo trova, può ripartire Favaro che perde il disco, lo recupera Beltrame, non riesce bene a controllarlo e lo riottiene il Treviso di nuovo. Tiro in mezzo, però il rebound viene negato al Treviso. Tiro, ma c'è di nuovo Cassia pronto del numero 31 Condotta
Molto pericolosa quest'ultima azione del Treviso. È salvato da Cassia. Ingaggio in attacco per il Treviso. L'arbitro getta il disco, lo vince il Treviso che può subito tirare, ma palo, recupera di nuovo, viene toccato ma non entra. Il rebound è stato combattuto da entrambe le squadre. Alla fine ottiene il possesso del disco il Cittadella, che spazza via, recupera, non vedo il numero, comunque del Treviso. Può ricominciare l'azione. Condotta, palo, veramente un bel tiro. Per poco non entra nella porta di Cassia. Comincia il Treviso con Corbetta, può cercare il passaggio in mezzo verso Condotta, ma non è preciso il passaggio, recupera Piero Bon. Comunque Corbetta può accentrarsi, tenta il tiro, ma la difesa del Cittadella è pronta. Bonaldo può ripartire in 3 contro 1, tenta il tiro ma è alto, colpisce la bandiera del Fox Legnaro e ritorna in campo. Ronconi può provare ad entrare, ma è pronto Vendrame. Ronconi combatte per il possesso del disco, lo recupera Bonaldo. Si è fatto male il numero 78 Corbetta, che rimane a terra per un intervento avvenuto anche con Ronconi. Entra in campo il medico. Seconda volta di un giocatore rimasto a terra in questa partita. Speriamo ancora una volta che non sia niente di grave. Peccato perché la partita era quasi finita. Un giocatore che si è fatto male anche abbastanza. Mancano 20 secondi circa alla fine del secondo tempo, per essere precisi 19 secondi e 6 decimi. Comunque farsi male in generale non è mai bello, ma all'ultimo è ancora peggio. Comunque solidarietà per Corbetta, che ha giocato una bellissima partita. Peccato per quest'ultima interazione. Probabilmente quest'ultimo ingaggio, non è mai detta l'ultima, però questo ingaggio di sicuro, che sia l'ultimo o no, vedremo. Comunque avverrà in attacco per il Cittadella, lo vince il Treviso dietro la porta con Condotta che prova a superare Bertuzzo. Tiro probabilmente uno degli ultimi tiri sicuramente, ma è fuori dalla porta. Recupera Ronconi, che può provare il tiro ma manca del tutto la porta, colpisce la balaustra. Finisce così l'ultima partita per entrambe le squadre, la finale terzo-quarto posto, che vede trionfare il Cittadella per 6-2. Le squadre si uniscono, in particolare il Cittadella, si stanno scambiando i pugni, contenti del risultato. Per questa finale terzo-quarto posto è tutto. Fra un po' si disputerà la finale primo-secondo invece, che sarà, possiamo dirlo, la vera e propria il vero e proprio evento del giorno.
che inizierà alle 9, quindi fra circa mezz'ora. I giocatori di entrambe le squadre si danno la mano. Comunque è stato un incontro bello, possiamo dire, per entrambi. E noi ci ritroviamo fra circa mezz'ora per la prossima partita.